Ragazzini che hanno lasciato la scuola senza motivo o vanno a scuola solo saltuariamente. A Padova la procura ha indagato i genitori di 15 ragazzini sulla base delle nuove norme introdotte dal decreto Caivano. È uno dei primi casi in Italia ed il primo in Veneto, come riporta la stampa locale. In tutto in procura ci sono una decina di fascicoli di indagine aperti, avviati dopo le segnalazioni degli istituti scolastici o delle amministrazioni locali. Gli indagati sono mamme e papà sia in coppia che da soli, dietri e assinti, residenti tra Padova e i comuni della provincia. L'articolo 570 ter del Codice Penale prevede infatti di procedere per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori. Sono arrivate infatti una dietro l'altra delle segnalazioni firmate dai dirigenti scolastici delle scuole che i minori avrebbero dovuto frequentare. Un atto che è stato preceduto da un ammonimento firmato dai sindaci delle città e dei paesi di residenza dei ragazzini, che prevede una settimana di tempo per rimediare e tornare alla frequenza scolastica. In assenza di cambiamenti e scaduti i termini si procede quindi con la denuncia in procura che ora dovrà verificare i singoli casi e valutare eventuali provvedimenti. In pratica i genitori dovranno giustificare i motivi che hanno portato alle ripetute assenze scolastiche. Il decreto Caivano dà una svolta a una situazione che è nota da anni, introducendo anche una pena fino a 2 anni di carcere. Le assenze devono essere superiori ai 15 giorni per trimestre o a un quarto del monte ore annuo, superate le quali il dirigente scolastico è tenuto a comunicare al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione la situazione.